Abbiamo ricevuto l'altro ieri la comunicazione da parte dell'ULSS che c'erano stati alcuni casi che hanno generato appunto il cluster. Immediatamente l'ULSS si è messa in moto e tramite la regione è stata inviata una ditta per la disinfestazione. Il primo intervento nella notte nelle aree esterne, poi in un secondo tempo nel pomeriggio tra Piazza Umberto I e Via Noalese nei cortili interni, un'area di circa 100 metri dove vivono le 2 persone contagiate da West Nile. Queste le contromisure prese a Zero Branco dopo l'individuazione di un cluster di febbre del Nilo, immediata l'ordinanza del sindaco Luca Durighetto in accordo con l'ULSS 2, un copione che si è registrato già altre volte in questa atipica estate 2022. Si tratta di un trattamento che è fatto ed è stato effettuato direttamente sotto la supervisione dell'ULSS, quindi assolutamente ad hoc per questo tipo di situazione. Non c'è la necessità di fare null'altro da parte dei privati e non c'è la necessità da parte di nessuno di inventarsi di trattamenti magari estemporanei. Non affidarsi quindi a disinfestazioni fai da te, il messaggio, più in generale seguire i consigli di sempre. Di evitare di lasciare ristagni d'acqua, questa è la causa principale, e poi continua il monitoraggio da parte di ULSS e nel nostro caso di Contarina nelle pulizie e i controlli delle caditoie per verificare il caso in cui ci siano presenze particolarmente numerose della zanzara Culex, che è quella che poi veicola il virus della West Nile. Ma quello di Zero Branco è l'ultimo fronte di una serie. Nelle ultime settimane infatti sono aumentati i casi accertati di West Nile nelle province di Treviso e Padova e in generale in diversi comuni del Veneto. L'ultimo bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi conta 227 casi accertati di febbre del Nilo, di cui 34 nella Marca, 2 i decessi, erano 25 la settimana scorsa.